Eccoci con Roberto Gabrielli, nuovo direttore sportivo del Portogruaro Calcio. Lei seguiva l'anno scorso il settore giovanile, che molto bene ha fatto, e magari facciamo anche un flash di come si è concluso l'annata e cosa aspetta il settore giovanile. E qual è le prospettive, il suo futuro in questo passaggio, tra virgolette, di categoria? Io personalmente ho seguito l'anno scorso il settore giovanile, era un progetto importante perché il Portogruaro è ripartito e il lavoro di costruzione delle squadre minori, se le vogliamo chiamare così, solo sulla base degli archi di età, era importante. Quest'anno mi è stato chiesto di seguire un po' la prima squadra, lo faccio più che volentieri, è una sfida affascinante con una supervisione ancora sulle squadre giovanili, naturalmente coadiuvato da molte altre persone. Io penso che il sodalizio del Portogruaro debba consolidarsi, è importante lavorare di squadra e contare su molte persone e su molto volontariato. C'è bisogno di un allargamento dell'intera struttura, perché solo così si possono raccogliere e rilanciare le sfide per il futuro. Sì, prima nell'intervista col Presidente non ha voluto sbilanciarsi più di tanto, però io facendo un attimo memoria su quello che ho letto in questi giorni sulla stampa, visto che l'anno scorso ci sono state 2 squadre schiacciasassi, diciamo che erano superiori a tutte le altre come organico, è stata accettata, è stata ripescata l'Eclissi e il Careni perciò va in eccellenza, perciò Real Martelago e il Careni quest'anno non ci sono, il che vuol dire che abbiamo insomma anche possibilità di lottare per i primi posti, o andiamo prudenti? Ma io penso che calcio d'agosto è calcio d'agosto, poi si inizia a giocare, quello che conta è lavorare in serenità, con impegno, dando tutto. Questo io chiedo ai giocatori e non ho dubbio che sarà così, anche perché lo staff tecnico ha un po' il culto del lavoro, come è giusto che sia, e quindi non ho dubbi che ci sarà il massimo sforzo, il massimo attaccamento alla maglia come deve essere. Poi quel che sarà in termini di risultati. Ripeto, è stata fatta una scelta quest'anno in previsione futura di cercare di attecchire ancora di più di quanto già non sia sul territorio, si cerca il legame con la città, si spera che i tifosi, i simpatizzanti siano vicini, gli allenatori sono di Portogruaro, si è puntato molto su una schiera di giovani che sono di belle speranze, quindi questo è il lavoro che si è voluto fare, che si vuole continuare a fare. Poi i risultati si spera saranno la conseguenza di questo tipo di approccio al tema. Sta qui a dire se arriveremo. Sì, è prematuro, insomma, prematuro, aspettiamo le prime partite, vedremo, perché poi spesso ci sono squadre molto attrezzate, spesso tutto quel che si pensa viene ribaltato, chi non era previsto si dimostra squadra forte e viceversa, quindi star lì a dire qual è il reale obiettivo in termini di classifica è un po' presto. L'obiettivo primario adesso è quello di creare un bel ambiente di lavoro e in cui si stia bene, in cui si identifichino anche le persone che credono nel Portogruaro e sono attaccate alla maglia. Andiamo verso il centenario, il Portogruaro è ripartito, bisogna lavorare bene e cercare unione e coesione anche con chi sta fuori dal campo eppur si sente in qualche modo parte del progetto e delle attese. Sì, io avevo insistito sugli obiettivi, la proiezione, in quanto pensavo che i giovani si hanno un traguardo, forse sono più motivati se si dà appunto un obiettivo da raggiungere. Ma detto questo, per chiudere, noi oggi qua siamo al Mecchia. È il primo allenamento, lo fanno qua visto che c'è stata anche la presentazione, ma mi sembra di aver capito che ci si allenerà a Sumaga, è così? Sì, ci si allenerà almeno inizialmente in questo primo mese di preparazione a Sumaga. Questo può succedere grazie
all'ottima collaborazione con la Virtus nell'ambito del progetto Rete che è stato coltivato nei 2 anni trascorsi a livello di settore giovanile. Aurora San Nicolò, Virtus Umaga e Portogruaro Calcio collaborano. L'attività di base, che è quella che riguarda i piccoli amici e i pulcini, in qualche modo è comune, al di là del fatto che poi un bambino possa indossare la maglia della Virtus piuttosto che del San Nicolò o del Portogruaro, però poi questi bambini nel tempo dovrebbero tutti convogliare verso le squadre dei giovanissimi, degli allievi del Portogruaro. Ma al di là di questi aspetti legati ai giocatori, poi c'è una collaborazione tout court su tutti i fronti e quindi anche a livello di campi, se serve. Perciò come strutture siamo a posto? Sì, è tutto in via di definizione, ma nel senso che bisogna, come un puzzle che va costruito, mettere i pezzi a posto, ma i pezzi ci sono tutti. Noi possiamo... Compreso San Nicolò, dove c'è stata l'inaugurazione poco tempo fa? Non lo so, la collaborazione con l'amministrazione comunale per noi è fondamentale, però non posso dire che ci sarà San Nicolò perché questo spetta agli organi competenti e all'amministrazione comunale stessa, quindi io posso auspicare che così sia nel più breve tempo possibile. Va bene, nel allora... frattempo siamo a posto con i campi. C'è anche Viale Trieste che è stato recuperato alla città, questo è un grande motivo di soddisfazione e io voglio ringraziare Giorgio Furlanis in particolare per quello che ha fatto sul campo di Viale Trieste. Allora un in bocca al lupo anche a lei, visto il suo nuovo ruolo. Se posso permettermi, in chiusura, io vorrei anche ringraziare Giorgio Rizzetto e Gianfranco Borgato per il lavoro che è stato fatto nel biennio precedente a questo. Direttore sportivo e mister. Sì, rimangono a mio modo di vedere figure del Portogruaro, al di là del fatto che in questo momento non svolgono più il ruolo dell'anno scorso, però tanto hanno fatto e tanto spero e penso siano ancora legati al Portogruaro Calcio. Quindi grazie a loro e un in bocca al lupo allo staff tecnico di quest'anno, in cui crediamo moltissimo. Grazie.